Presentati i bandi dei progetti finanziati con fondi europei nell'ambito del nuovo piano di sviluppo locale Galsicani, la manifestazione si è tenuta nell'ex cinema Bellini di San Biagio Platani alla presenza di esperti, amministratori locali dei comuni che hanno aderito al piano ammesso a finanziamento nell'ambito del piano di sviluppo Regione Sicilia 2007-2013 Asse 4 Approccio Leader. Si tratta di un piano che coinvolge una trentina di comuni della provincia di Agrigento e Palermo e oltre 50 partner privati. Obiettivo del piano di sviluppo locale è quello di favorire l'integrazione e la promozione del sistema turistico territoriale e del sistema territoriale delle microimprese, entrambi strettamente collegati tra loro, per costruire il prodotto territorio dei sicani. Una iniziativa che è del GAL, Gruppo Azione Locale. Facciamo parte 32 comuni, 26 della provincia di Agrigento, 6 della provincia di Palermo, è l'unione di due GAL Platani Quisquina e GAL Terra del Gattopardo, assieme ad altre 60 associazioni non profit, senza scopo di lucro, associazioni culturali e di sviluppo. Oggi stiamo uscendo all'esterno presentando i bandi che possono essere raccolti e le risorse possono essere utilizzate dalle imprese, dalle microimprese locali per la trasformazione di prodotti locali, per il turismo, per l'artigianato. Noi abbiamo previsto dei finanziamenti che arrivano fino al 75% a fondo perduto per le microimprese, proprio fino a un massimo di 120.000 euro, per dare modo alle imprese locali del territorio di poter svilupparsi, creare posti di lavoro e quindi finalmente cercare un po' la cosiddetta crescita, quella che si cerca in Italia. Stiamo partendo con tutti i bandi dei 17 GAL approvati all'interno della regione siciliana, quindi mettiamo in circolo circa 70 milioni di euro che sono risorse comunitarie che verranno spese nei territori e devono essere spese per lo sviluppo, per favorire lo sviluppo del mondo rurale e del mondo agricolo, perché sono assi e misure che hanno uno stretto legame con il mondo agricolo, per pur vero che non sono prettamente agricole, ma il legame e le possibilità che daranno anche alle aziende agricole sono notevoli. Quindi è uno dei momenti più importanti, fra l'altro siamo all'inizio, proprio dopo qualche anno di ritardo siamo finalmente partiti e ora speriamo di ingranare veramente la marcia e non fermarci più. Le misure che all'interno del GAL danno la possibilità a commercianti e imprenditori penso che sia l'ultimo treno per poter dare la possibilità dello sviluppo sociale, diciamo, culturale, economico, non solo del nostro paese ma di tutta l'entroterra della Sicania. Quindi oggi per noi rappresenta un momento importante, dare la possibilità a chi si vuole accingere a fare l'imprenditore, l'artigiano, il commerciante o ad aprire un'attività. Capisco i momenti di crisi che sta attraversando il nostro territorio, ma giustamente per le giovani leva forse l'unica strada percorribile oggi è quello dell'imprenditoria. Oggi è un momento importante perché hanno la possibilità, attraverso i finanziamenti che il gruppo di azione locale dà, quindi hanno la possibilità di aprirsi una piccola attività e potersi creare, diciamo, un piccolo futuro. Poter usufruire di questi finanziamenti anche se sono di piccole entità, non sono grosse somme, ma servono per completare la filiera o delle aziende agricole o da quelle che sono effettivamente le attività agrituristiche e anche le attività, diciamo, sotto il profilo del far circolare principalmente i flussi turistici. Questo è importante, poter avere questa possibilità, anche perché si interfaccia con il territorio dell'entroterra che ha tante necessità di accedere ai bandi. Credo che dobbiamo fare tutti bene, dal GAL a tutti i sindaci dei territori, a creare e a stimolare quei progetti che possano valorizzare sia il nostro territorio dal punto di vista turistico, enogastronomico, di percorsi paesaggistici, ne abbiamo tanti di belli. Io parlo della mia zona, della zona montana, ma di tutti e 32 comuni presenti in questo GAL Sicani che vanno dal mare fino alla montagna. Possiamo veramente esprimere qualcosa di interessante e di positivo. In un momento così grave di disoccupazione e di carenza lavorativa, dare opportunità al territorio e agli abitanti del territorio credo che sia indispensabile.